Adesso o si spostano di là con i furgoni, voi mettete anche voi il furgone di parte. Una febbre che non delega, mentre Renzi e i suoi accoliti contano i voti, illudendo e colpendo coloro che hanno bisogno. Noi lo abbiamo, non ci accontentiamo delle deleghe ed è per questo che da 40 anni stiamo a chiedere, a pretendere che quei diritti colpiti dalle bombe, colpiti dalle stragi, colpiti dalla repressione, ancora oggi vanno avanti e vanno avanti nelle notte, perché se la strage, se ritornare il 74 in piazza Laggia ha un senso, il senso è mantenere la lotta, è mantenersi in movimento e chiedere oggi più che mai il diritto alla vita per bambini, donne e uomini che hanno la sua colpa in questo paese di essere poveri, di aver perso il lavoro e questa colpa ricade su di loro e gli viene strappata la casa, gli viene strappata la dignità e per coloro che occupano case abbandonate, case lasciate a degrado, la legge di Renzi, l'articolo 5 del piano casa, la legge di questo grande democratico, Matteo Renzi, prevede che venga distaccata l'acqua, anche se ci sono bambini, che venga distaccato il riscaldamento, che venga distaccata l'energia elettrica, che non gli venga data la residenza. E sapete cosa vuol dire stare senza residenza? Vuol dire perdere tutti i diritti, il diritto ad essere visti, ad essere riconosciuti. Oggi noi, per ricordare la strage, siamo qua in lotta al movimento, casa, reddito, salute e dignità, per tutti gli esseri umani, un movimento che cambia le cose, un movimento che rappresenta davvero il cambiamento. Allora adesso raggiungiamo Piazza della Loggia con questo corteo antifascista e antagonista, un corteo che si ricorda l'esempio di chi ha lottato ed è caduto contro il fascismo, ma anche, questo noi lo aggiungiamo rispetto a quello che si sentono di dire le istituzioni di questa città. Chi era in Piazza della Loggia lottava anche per la giustizia sociale, lottava anche contro l'attacco alle condizioni di vita di operai, studenti e lavoratori. Arriviamo con questo corteo, che è un corteo che dice: nella memoria l'esempio, nella lotta pratica, creare territori resistenti per casa, reddito, salute e dignità, significa anche non credere alle fregnacce della memoria pacificata e pacificante che ci viene proposta dal pensiero unico in questa città. Vuol dire sapere e credere che il 28 maggio non possa essere una ricorrenza, ma debba essere resistenza dei territori e lotta per rinnovare al meglio la memoria storica, la dignità della memoria storica di una parte di città che non si arrende alle ingiustizie e che lotta. Lo stesso però invito più per tutti, siccome quest'anno dopo esserci conquistato
in piazza della Loggia a dire che noi sappiamo chi è stato, sappiamo e lo diciamo e non abbiamo paura di dirlo, che la strage è stata fascista e di Stato. Dopo piazza della Loggia andremo avanti e come studenti, precari, lavoratori, disoccupati e meticciato ci prenderemo le vie della restante parte di centro storico della città. Ora arriviamo in piazza alle 10:12, come sapete c'è la commemorazione dell'orario dello scoppio della bomba in quel giorno e noi ci disponiamo in fondo alla piazza. Vi chiedo però un'altra volta di non sciogliere, come si suol dire, le righe, perché poi proseguiremo in corteo, ma soprattutto alla fine del comizio andremo ripartendo in corteo a portare tutti insieme, non in delegazione, tutti insieme il nostro omaggio a pugno chiuso alla stella dei caduti di piazza della Loggia. Non leggere l'intervento, non possiamo entrare nella casa, non sono andato io a parlare io e la Erika, ma ce l'abbiamo. La nostra convinzione. Ci registra un po' della fantasia, non si fa più entrare neanche che aveva la carpetta, però era fissa con la... Yeah.